Ragazzi, siamo in una delle più belle città del mondo, Amsterdam, Olanda. Dag! It's makkelijk! Dat ooit meisteren! Paese che vai, usanze che trovi, è bella adattarsi al posto in cui vai. Poi, ragazzi, la sentite quest'aria diversa? Questo profumo. Maria, questo profumo mi ricorda Candy Crush. Minchia fame. No, invece a me ricorda l'odore tipo dell'incenso quando sono andato al Vaticano, che ai tempi fece una foto, l'ho pubblicata e ho ricevuto più di 100.000 like. Pure il Papa ha messo mi piace. Oh Papa. Oh, ma quale Papa è Candy Crush? Chi si fumano tutta in da chi sei? Zitto, che qua tra l'altro è legale e poi un paese che vai, ci dobbiamo adattare, quindi che noi siamo turisti. E turisti che andiamo a mai stare a casa. Sicuramente essendo qua in Olanda non possiamo non assaggiare le cose tipiche del posto. Bravo. Quando parli di mangiare minchia terrazza una vasata. Bravo. Che Andiamo a cosa mangiare. fai? Che andiamo a mangiare? Una cosa tipica di Amsterdam è la ringa cruda. La ringa. Rucca. Io avevo una vita che me lecca la saita. No. Anzi, sai che facciamo? Vi porto ad assaggiare le bitterbollen. E chi su? Sono tipo delle polpettine fritte con la carne. Buone, tipo le arancine. Una specie. Bello, andiamoci così, gli faccio una bella fotografia e poi per Santa Lucia la posto e piglio un sacco di like. Bravo, a me caga. Oh, ma quale arancine, quale sai? Te capi che ne fanno pane che la mia cosa? Turisti che andavamo a mai stare a casa. Domenico, non mi fai arrabbiare perché qua ad Amsterdam ora non mi fa. Me ne vado a fare due passi per andare a vedere qualche cosa di. Anzi, vi faccio prendere un po' d'aria. Ce ne andiamo a vedere i mulini a vento. Belli, i mulini mi hanno sempre piaciuto perché sai che fanno? Macinano il grano e ne facciamo profila e pasta, che la musica atturrata. Troppo bello, troppo bello. No ragazzi, io voglio andare a vedere invece il museo di Van Gogh. Ah, Così poi posso fare una bella fotografia alla notte stellata e quando la posto gli scrivo più scuri mezzanotte un po' fare. Bravo. Funziona. Sì, Oh, ma sapete sempre un bambino, già mi state stressando, non c'è una cosa ferma da tagliare. Certo, a te che ti piace il pallone ti porto a vedere la statua di Van Basten. Sì, ma Van Basten qua poi andiamo a casa. Anzi, a proposito, guarda qua, ho visto un negozio di souvenir, non possiamo non andarcene via dall'Olanda senza prendere un souvenir. Sicuramente io mi prenderò i tulipani. Spettacolare, così tulipani e io me mangio. Minchia fame, totò. No ragazzi, io mi porto i campanellini delle biciclette che qui sono famosissimi e tra l'altro poi posso fare un bel video su TikTok con il campanellino. Drin 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 drin. No ragazzi, a parte lo scherzo, sicuramente tornando dall'Olanda non possiamo non portare gli zoccoli come ricordo. No, che io mi ricordo i zoccoli che mi tirava mia madre. Turisti che andavamo a mai stare a casa. Anzi, sai che faccio? Io me ne vado. No, come te ne vai? Ma che stai dicendo? E io faccio il TikTok. Drin drin E io drin. mangio l'hamburger. E io che faccio?